Torreforti di Villafranca, seconda giornata del campionato Under 15 provinciale. Ben ritrovati amici della Wisport con le emozioni che si riferiscono alla partita tra Villafranca Messana e Città di Torregrotta. Da una parte la formazione di mister Canale, che nell'ultimo turno ha visto il rinvio a oggi del suo esordio stagionale in questo torneo. Dall'altra parte invece il Torregrotta ha trovato la sconfitta nel derby contro il Gifra Milazzo. Grazie alle nostre grafiche stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo. Diamo un occhio attento alla formazione del Torregrotta con Felice, Arena, Anastasi, Venuto, Arizzi, Arigò, Caselli, Arnò, Scattareggia, Gambino e Grillo. L'ingresso in campo delle due squadre insieme al direttore di gara Francesco Rao della sezione di Messina. Scambio di saluti a centrocampo, maglia bianca, inserti rossi per quanto riguarda il Torregrotta, maglia rossa, inserti bianchi per quanto riguarda la Villafranca Messana. Si può partire con le emozioni del primo tempo. Subito al quinto ci prova il Torregrotta, tiro dalla distanza da parte di Arnò, pallone che finisce sul fondo. Il Torregrotta subirà poi l'offensiva da parte della Villafranca Messana, la conclusione da parte di Canale, anch'essa dai 30 metri, non c'è alcun problema per il portiere e afferra il pallone in due tempi. In questo caso estremo difensore Lima, primo cambio per la formazione del Torregrotta, entra il numero 16 De Marco al 26esimo. Sono ancora i ragazzi di mister Cannistrà a provarci, pallone in profondità, la sfera arriva da Grillo a Scattareggia che si divora l'occasione per il gol del vantaggio. Si dispera l'attaccante del Torregrotta a rammaricarsi per l'occasione sprecata. Villafranca Messana dall'altra parte che invece prova a trovare il gol del vantaggio. Qui il tiro da parte di Annello al minuto 31 va a decretare anche la fine dell'ostilità per quanto riguarda il primo tempo. Pallone sul fondo e Rao che manda le due squadre definitivamente negli spogliatoi per quanto riguarda il primo tempo. Qui abbastanza innervosito il tecnico Canale, che se la prende con il numero 10. Poi qualche problema tra inizio secondo tempo e fine del primo per l'illuminazione del campo di Villafranca. Si inizia con il secondo tempo, la prima occasione arriva al minuto 3 ed è quella giusta per Iannello per portare avanti i suoi, destro dal limite, è battuto il portiere Felice e il gol del vantaggio del numero 9 del Torregrotta, che va a scatenarsi sotto le tribune del campo di Villafranca. Qui festeggiato da tutti i compagni. Entra il numero 17 Censi nelle fila del Torregrotta. Qui sbanda la difesa della formazione di mister Cannistrà, prova ad approfittarne allora ancora una volta Iannello, pallone deviato e sul fondo sfiora il gol del possibile raddoppio la Villafranca Messana, che poi si deve difendere. Qui il pallone in area di rigore, l'uscita provvidenziale, per poco non la combina grossa il portiere Lima, che riesce poi a salvare sulla linea. Ancora Iannello, fondamentale in zona offensiva, prova con il destro potente, pallone però alto sopra l'incrocio dei pali. E ancora la Villafranca Messana. Qui l'azione è bellissima con il pallone di Canale nel corridoio, ancora una volta per Iannello, palla al centro ma il pallone viene clamorosamente mandato fuori, non riesce a arrivarci infatti il numero 15 Delisi sulla sfera. Torregrotta che prova con la forza della disperazione con le ultime offensive. Qui il difensore Arizzi non è riuscito a intervenire sul pallone, poi il tentativo ben parato dal portiere Felice che nega la gioia del possibile raddoppio alla Villafranca Messana. Entra anche il numero 13 Francesco Ancora, classe 2005. Finisce di lì a poco la partita, vince la Villafranca Messana grazie alla rete di Iannello. Amici della Wisport, un cordiale saluto. Antonio Carovecchi vi rimanda alla prossima.